Oggi è un importante incontro tra le istituzioni sociali, politiche ed economiche. Quali sono gli stati generali dell'economia italiana e soprattutto quali sono le soluzioni? Insomma, mi sembra evidente che l'economia italiana e locale arranca faticosamente. Questa serata nasce da purtroppo una tragedia successa nel San Donatese e ha dato lo spunto come associazione di dare il là alla politica e agli amministratori in genere per incontrarci e mettere a confronto le idee in termini di quali sono i problemi e quali sono le possibili soluzioni, anche perché ci sembra che non abbiano ancora inquadrato bene qual è esattamente il maggior problema che le nostre aziende hanno. Quindi per questo motivo qua siamo ben felici di partecipare a questo incontro con i comuni, con i sindaci del Portogalese e San Donatese, in modo tale che e con i parlamentari, consiglieri regionali e quant'altro che ci saranno, per mettere appunto a confronto queste idee e cercare di far chiarezza perché capiscano bene qual è il problema. Sindaco, in che modo secondo lei è possibile tutelare le imprese artigiane e medie? Ma innanzitutto sono delle cose note. Io credo che in questo momento bisognerebbe far fronte comune affinché i comuni siano svincolati dal patto di stabilità. Questo meccanismo che blocca nelle casse comunali anche del Veneto orientale decine e decine di milioni di euro, soldi che andrebbero con progetti tra l'altro pronti, soldi che potrebbero essere impiegati abbastanza velocemente e soprattutto per dare un po' d'ossigeno alle piccole imprese, alle piccole aziende. Oggi, Presidente, si è parlato di omicidi legalizzati. Quali sono le soluzioni a questo problema? Ma le soluzioni principali sono da iniziare dalla pubblica amministrazione e poi ai privati. Le nostre aziende devono avere dei pagamenti certi con date certe, cioè non esiste in nessun'altra parte d'Europa e del mondo pagamenti da un anno all'altro o addirittura 90-100 giorni. Pensi che certi lavori con Germania, con per esempio la base di Aviano, in 15 giorni sei pagato. E quindi bisogna ripensare proprio questo sistema. Non può funzionare così. Uno fa il proprio lavoro e deve avere la certezza del pagamento.